I punti in palio nella settima giornata di ritorno sono fondamentali sia per i padroni di casa della Genova Calcio, in maglia rossa, troppo a ridosso della zona play-out, sia per Unione Sanremo, maglia azzurra, a 2 punti dal vertice della classifica. A 20 secondi dal fischio inizio si sblocca subito il risultato, giusto il tempo di battere e Memoli mette a segno per la Genova Calcio, 1-0. La risposta dell'Unione Sanremo non stenta ad arrivare e passa per i piedi di Sinisi, deviazione in angolo di Grosso. Al 10° minuto protestano gli ospiti per la mancata assegnazione di un calcio di rigore da parte dell'arbitro di Chiavari. L'errore è palese, il replay ci aiuterà a chiarire l'accaduto. Punita nuovamente l'Unione Sanremo, immediatamente dopo il direttore di gara espelle Raguseo e l'allenatore Cevoli. Stante l'inferiorità numerica, i biancoazzurri non mollano e alla mezz'ora c'è un calcio di punizione da buona posizione. La finta di Sinisi, poi Sanciniti punta in rete, ma viene bloccato dal palo. 39°, è sempre l'Unione Sanremo a spingere e ci prova ancora con Sanciniti, ancora da calcio piazzato, ma il pallone è sopra la traversa. Si passa sull'1-0 al secondo tempo, riprese montato da Luigi Pitatore e dopo 4 minuti l'arbitro indica il dischetto per un fallo subreliano dell'Unione Sanremo da parte di Digno. Batte Cardini e mette a segno il gol demeritato pareggio. 5 minuti dopo batte una punizione Sancinito diretto in porta. Grosso in volo para, ma non trattiene. L'arbitro fischia un dubbio fallo sul portiere della Genova Calcio. Al 24° minuto ci sono 2 ottime occasioni, una per parte. La prima dell'Unione Sanremo con Rejaibi dalla destra. Immediatamente dopo è pericolosa invece la Genova Calcio. La Miraglia dice di no. A 13 minuti dal termine è nuovamente in avanti l'Unione Sanremo, inarrestabile in 10 uomini, con Cardini a concludere. Uscita scordinata di Grosso e il numero 11 rimane a terra. Accese le proteste dei tifosi contro l'arbitro e contro il secondo assistente Ghione di Chiavari, che chiede di fermare il gioco per qualche minuto. Ancora provvidenziale il Grosso della Genova Calcio, che si salva dall'incursione di Rovella. L'Unione Sanremo ci crede, ma l'azione successiva viene beffata da Granvillano, che supera Miraglia e mette a segno il 2-1 conclusivo. Partita nervosa e condizionata da alcune decisioni arbitrali. 3 punti che danno respiro alla Genova Calcio, ma scontentano l'Unione Sanremo, a tratti inarrestabile in 10 uomini.